Never ever fall for a body that's an oath. Battesimo di fuoco a Cremona per il neonato sodalizio tra i club di Savorgnano di San Vito al Tagliamento e di Roveredo in Piano. La prima trasferta assieme, resa possibile grazie all'appassionato impegno di Melissa Blason, era attesissima. Settimane di preparativi tra mille incognite, non ultima quella del meteo, ma la voglia di ripartire al seguito dell'Udinese per questi grandi cuori bianconeri era davvero tanta e il ritorno all'ora solare provvidenziale ha agevolato anche i più dormiglioni. Alle 6 le due corriere e il pulmino dei due club erano già in viaggio, tutto secondo programma per essere in orario all'appuntamento con Don Pierluigi a Vescovato alle porte di Cremona. Il parroco, appena insediato, non ha avuto remore ad ospitare i tifosi friulani all'oratorio La Rocca. Una ospitalità eccezionale con tanto di campo da calcio, DJ e riserva di birre per l'allegra comitiva, che di suo ha portato fornelli e tutto il necessaire per un pranzo succulento con tanto di aperitivo finale e torrone offerto da produttori locali. Tutto calcolato nei tempi, compreso l'arrivo allo stadio di una comitiva davvero carica. Oggi il clima è quello giusto, settore ospiti è tutto esaurito, sarà un clima incandescente, speriamo quindi che la squadra risponda e che abbia lo stesso nostro spirito e che quindi porti a casa un grande risultato. Io ci credo. C'è un entusiasmo che da anni che non si vedeva, anche noi abbiamo fatto 3 corriere, però ci siamo dovuti fermare per motivi organizzativi, ma le richieste continuavano ad arrivare. Speriamo di essere all'altezza, di dare un bel servizio e di far divertire anche te, Monica. Si torna in trasferta, quanta emozione! Tantissima, soprattutto per me che sono sola ed è veramente una grande emozione, però bisogna sempre dire forza udinese. Spero proprio che oggi che portiamo la partita a casa. Mi auguro che De Rofeo faccia la solita grande partita e diciamo di divertirci e di passare una bella giornata insieme. Questo è un bel momento, c'è un bellissimo spirito, un bell'ambiente, i tifosi sono molto presenti in tutte le partite, in tutte le trasferte e stanno dando molto per sostenere la squadra. È stata una bella faticata, ho fatto un po' di fatica, comunque è stato piacevole perché abbiamo distribuito 130 pasti per tutti, abbiamo bevuto, mangiato in allegria qua assieme al Don, ci ha dato la benedizione, ci sono i bambini che giocano sul campetto di calcio, abbiamo fatto il tifo con loro, siamo carichi per affrontare questo cremonese. Ci si aspettava di più, il commento unanime di questi cuori bianconeri che alla loro squadra perdonano quasi tutto, anche perché alla fine la giornata è stata bellissima e la cosa più importante, il piacere di viverla assieme, è ciò che più di tutto resta. Si è un po' tristi per quello, sembra che comunque si sia rotto qualcosa, speriamo non sia così, speriamo di riprenderci già venerdì e poi alla Spezia che noi abbiamo già la trasferta in programma e quindi speriamo di avere tanta gente al seguito anche martedì 8 novembre. Never ever fall for a body that's an oath.